oggi è stata inaugurata la Big Bench qui a Revine Lago. Ci può spiegare meglio di che cosa si tratta? Beh, innanzitutto buon pomeriggio a tutti. Si tratta di un progetto nato da un americano che ha lavorato nel settore dell'automobilismo anche per la Fiat e ha trovato la sua dimora, la sua residenza qui in Italia, nelle Langhe in Piemonte. Da qui ha lanciato questo brevetto che si chiama appunto Big Bench, che si tratta di queste panchine giganti installate in punti panoramici del territorio, e per arrivare ad installare una panchina bisogna far sì, come da brevetto, di creare una sinergia tra le associazioni del territorio, e finalmente oggi siamo la 181esima panchina in Italia. Abbiamo trovato qui a Revine Lago, nella frazione di Lago, in località L'Aste del Col. Questa è la visuale. Abbiamo installato anche noi la nostra panchina, che sarà a disposizione di tutti i residenti e tutti i visitatori e turisti che vogliono venire a trovarci. Quante ce ne sono in Veneto e chi è che ha contribuito alla realizzazione di questo progetto? Allora, in Veneto attualmente ce ne sono due. Ce n'è la prima che è stata inaugurata tempo fa in provincia di Belluno, nel comune del Nevegal. Per quanto riguarda la provincia di Treviso, e quindi la seconda in Veneto, è la nostra qui a Revine Lago, in quello che da 2 anni è diventato patrimonio dell'umanità grazie al riconoscimento UNESCO. Qual è l'auspicio per il futuro con un progetto di questo tipo rivolto anche al turismo? L'auspicio per il futuro, come diceva anche il mio collega sindaco del comune limitrofo di Tarzo Vincenzo e vicepresidente dell'associazione UNESCO, è che questa non diventi una ripetitività, un'abitudine, ma resti una cosa unica, perché si possono fare anche altre cose per promuovere e attirare turismo nel territorio. Ovviamente l'importante è che la gente ci venga a trovare, si faccia delle foto e resti a loro un ricordo di quando passano qui nel Parco dei Laghi della Vallata.